Buon venerdì, bentornati a Focus Verona Economia. È stata la settimana del Vinitaly, ma è stata anche la settimana di show, per così dire, di Donald Trump, perché dopo aver annunciato l'imposizione di dazi doganali ha fatto marcia indietro e nel frattempo ha sconvolto l'economia internazionale. Ma parleremo di questi temi sia riascoltando le voci di alcuni dei protagonisti istituzionali e non incontrati proprio all'interno della 57esima edizione del Salone Internazionale del Vino, che è un gioiello davvero della nostra città. Vinitaly ha confermato i numeri, lo vedremo tra poco, sia ascoltando le voci dei protagonisti delle imprese che hanno partecipato proprio al medesimo salone. Ma andiamo con calma, andiamo a vedere come ha chiuso Vinitaly mercoledì scorso ed eccolo qui. Questo, siamo sul sito veronaeconomia.it. 97.000 presenze da oltre 130 nazioni alla 57esima edizione. Dicevamo, sono arrivati oltre 32.000 buyer, una crescita del 7%, un terzo dall'estero. Numeri non scontati sicuramente, vista la tensione che si era creata nei giorni precedenti proprio a causa anche delle dichiarazioni del presidente americano, che hanno creato apprensione anche all'interno del mercato e del settore vitivinicolo. Ma iniziamo ad ascoltare le voci dei protagonisti, iniziamo dalla governance di Verona Fiere e sentiamo come chiosa questa edizione di Vinitaly il presidente Federico Bricolo. Ma è stata una grandissima edizione, il mondo del vino italiano intanto ha dimostrato unità, compattezza, ma ha saputo rispondere anche a questo momento, come ha detto lei, di difficoltà iniziale dovuto all'imposizione dei dazi. Cosa succederà? Invece è successo che Vinitaly è andato davvero molto bene, tante contrattazioni già dal primo giorno, tantissimi buyer dall'estero e dunque un ottimo humor da parte di tutti quanti gli espositori. E poi Verona, il centro europeo delle decisioni sul mondo del vino. Questa è stata l'altro grande momento di importanza di questo Vinitaly. 2 commissari europei che sono venuti a Verona ad annunciare che la Commissione europea porterà avanti iniziative a sostegno concrete di questo settore e dunque non più etichette che servono a spaventare il consumatore, ma etichette che invece saranno poste sulle bottiglie per informare il consumatore. E poi il commissario alla salute che è venuto proprio qui a Vinitaly a brindare con noi e a dire che un bicchiere di vino al giorno, dunque bere in maniera consapevole, è assolutamente conforme a una dieta sana, e anche questo era un argomento che era stato messo in dubbio nel tempo, che invece l'Europa vuole dare un segnale concreto anche in risposta a tutto questo. È apprezzatissimo dai nostri espositori, dunque c'è tanta soddisfazione, perché quando le cose vanno bene è facile fare Vinitaly, ma anche in un momento come questo di grande importanza, dove serviva davvero dimostrare unità e idee chiare, da Vinitaly sono venuti fuori messaggi assolutamente positivi. Ecco, questo per noi è un progetto importantissimo. L'anno scorso prima edizione di Vinitaly USA, un'edizione che era andata bene, ma abbiamo tantissimi espositori che adesso chiedono proprio di tornare, non c'è nessuna intenzione di fare marcia indietro su questo mercato, anzi tantissimi espositori, abbiamo più richieste dell'anno scorso, vogliono venire a ribadire la forza del vino italiano negli Stati Uniti d'America. I dazi sono stati messi a tutti i paesi del mondo, dunque ce l'hanno in Francia, ce l'hanno in Spagna, ce l'hanno in Grecia, ce l'hanno in Germania, in Cile, anche extra way, in Australia e in Sudafrica. Tutti dovranno rispondere in qualche modo, e gli italiani, da questo punto di vista il vino italiano ha le idee molto chiare, perché vuole comunque portare avanti questa grande unità di intenti con il consumatore americano, che li ha sempre visti protagonisti, e dunque sono convinti tutti che questo legame si rafforzerà ancora di più.
E ne ha parlato proprio il presidente Bricolo. Eccola la foto importantissima veicolata proprio nei giorni scorsi durante Vinitaly. 2 commissari UE insieme per il dialogo strategico sul vino, in particolare Christoph Hansen e Oliver Vareli, sono venuti a Verona per parlare di dazi, nuovi mercati, pacchetto vino, insomma una foto istituzionale che è già entrata nella storia della società per azioni Verona Fiere, perché chiaramente, come avete sentito da Bricolo, l'ente fieristico è diventato sede diplomatica per trattare e per dialogare sul tema dazi. Qui in questa foto, oltre ai 2 commissari, anche il ministro Lollobrigida e Adolfo Rebughini, direttore generale di Verona Fiere, che andiamo ad ascoltare per un suo di bilancio. Allora, Vinitaly conferma di essere un appuntamento strategico per il mondo del vino italiano e la cultura del vino. Il messaggio è quello di moderazione, in un momento di difficoltà del mercato con tanti shock bisogna essere equilibrati, dobbiamo lasciare lavorare le diplomazie, ma è un brand solido come viene dimostrato dalle presenze, e quindi cercherei di raccontarvi un po' per diverse categorie. Partiamo da Vinitaly in the City. Vinitaly in the City, manifestazione B2C in centro a Verona. Sappiamo il formato, è un formato di successo, abbiamo staccato quest'anno in 3 giorni circa 50.000 token degustazioni. Quindi si conferma essere un abbraccio reciproco tra Verona e Vinitaly, un asset fondamentale, la città di Verona, la cultura, il vino, quindi tutto che si riunisce. Andiamo poi ai formati nuovi di questa Vinitaly. Oggi Vinitaly Tourism, enoturismo, sta andando bene, raw wine, i vini in anfora, le degustazioni, la ristorazione di eccellenza. Ieri sera Vinitaly and the Night in Gran Guardia, tutti i formati nuovi, grande apprezzamento da parte di tutti. Ora andiamo a Vinitaly Verona, Via del Lavoro. Allora, in termini di visitatori, tenendo presente che chiamiamoli exit pool, quindi l'amministrazione non è chiusa, però possiamo confermare lo stesso numero di visitatori dell'anno scorso, quindi circa 97.000. Andrei invece sui buyer e sulla presenza quindi degli operatori. I 3 paesi più rappresentati si confermano essere gli Stati Uniti, UK e la Germania, tutti in crescita. Gli Stati Uniti crescono del 5% la presenza dei buyer rispetto all'anno prima, diciamo una forbice tra il 4 e il 5%, comunque dovrebbe in crescita. Qui un grande applauso va alla squadra di incoming di Verona Fiere, alla grande cooperazione che abbiamo con ITA, con ICA Agenzia, quindi con il presidente Zoppas. È un lavoro che dura un anno attraverso tutte le tappe che abbiamo all'estero e poi attraverso una copertura massiccia di tutti i paesi. Poi abbiamo dei paesi che crescono in modo importante e la presenza di operatori francesi cresce anche la presenza di operatori tedeschi, probabilmente double digit, quindi in doppia cifra, ma non ho un dato ancora preciso da darvi, ma comunque una crescita significativa. Una lieve flessione invece per quello che riguarda la Cina e in generale il paniere dei buyer rispetto all'anno precedente cresce tra il 4 e il 6% circa, quindi il messaggio è un asset strategico, è un momento strategico, gli operatori ci sono, sentendo gli espositori diciamo che c'è un buon grado di soddisfazione, le agende sono state piene, quindi un'edizione che la definirei di successo. E come avete sentito, insomma, un'edizione di successo che ha accolto anche messaggi legati alla politica. Si è parlato tanto di dazi, poi vedremo un po' come almeno per il momento è andata a finire, ma si è parlato anche di economia, come dicevamo, grazie anche alla presenza del vice ministro del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che è arrivato proprio a Verona Fiere anche in occasione di un evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona. Andiamo ad ascoltare la sua intervista un po' su diversi temi.
Sottosegretario, lo scorso anno lei qui ha illustrato ai commercialisti, a Vinitaly, la riforma del fisco. A distanza di un anno a che punto siamo? L'abbiamo attuata perché in particolare per il settore agricolo abbiamo introdotto tutta una serie di norme che tengono conto dell'evoluzione nel versante dell'agricoltura. Quindi per una parte di quello che è il reddito che producono gli agricoltori e che potrebbe presentare profili di attività commerciale, di impresa, rimaniamo in una tassazione catastale, quindi è sicuramente un passo avanti che tiene conto dell'evoluzione anche sul versante civilistico del concetto della nozione di imprenditore agricolo. Il Rearm Europe porterà ad un aumento della pressione fiscale proprio per far fronte a queste richieste per la difesa dell'Unione? Ma ci sono delle proposte in campo, quali quelle di trovare il modo di far sì che gli imprenditori, quindi il comparto privato, possa investire magari con garanzie da parte dello Stato. Quindi se evitiamo di incrementare il debito pubblico, perché noi già abbiamo un'esposizione sul debito pubblico molto molto pronunciata, e magari facciamo in modo che gli imprenditori privati possano far fronte a questa cosa che è scelta a livello europeo, probabilmente con garanzie dello Stato eviteremmo un appesantimento del debito. E ovviamente presenti all'interno di Vinitaly tante figure istituzionali importanti, ministri, viceministri, sottosegretari e anche rappresentanti dell'opposizione, tra tutti l'ex presidente del Consiglio, ora senatore, Matteo Renzi, che ha sparato a zero nei confronti della Premier Meloni. Vediamo dal sito internet veroneconomia.it appunto Renzi che dice: Meloni influencer, a Trump importa meno di zero di lei, quindi un Renzi scatenato che mette in discussione l'amicizia paventata dalla Premier Meloni con il presidente americano, il quale, secondo l'ex presidente del Consiglio, non calcola più di tanto il nostro paese né tantomeno l'attuale governo. Sentiamo l'intervista proprio a Matteo Renzi raccolta dalla nostra redazione. Credo che Giorgia Meloni, quando è in difficoltà, scappi, ma non dal Vinitaly. Sì. L'avrebbero comunque accolta con piacere. Giorgia Meloni scappa dal Parlamento, che è un po' più grave. Parliamoci chiaro, non è colpa del governo se Trump mette i dazi, è colpa del governo se l'Italia non reagisce. Qui ci sono centinaia di imprenditori che sono innanzitutto preoccupati perché non sanno che pesci pigliare. L'incertezza, l'instabilità, la mancanza di chiarezza è la cosa peggiore. Dunque la responsabilità che io attribuisco alla Presidente del Consiglio non è di non aver avuto il coraggio di venire al Vinitaly, non è questo il punto. La responsabilità che le attribuisco è di non aver detto agli imprenditori del vino, del food, della manifattura cosa si fa in deroga agli aiuti di Stato per il credito d'imposta per chi esporta, come si dà una mano sull'energia, come si dà garanzie sul fatto che lo Stato mette soldi a sostegno delle imprese. Questo è quello che manca. Poi, che la globalizzazione faccia bene e il sovranismo faccia male, gli imprenditori del vino lo sanno bene, perché noi vendiamo le cose buone nel mondo e quindi se mettiamo delle barriere ci imprigioniamo da soli. Quando è iniziata questa crisi, la Meloni ha detto non c'è nessuna catastrofe, Tajani ha detto nessun allarmismo e la gente ha perso il 20% dei propri risparmi. E questo è un atteggiamento irresponsabile. Perché? Perché è evidente che la responsabilità e la colpa è di Trump, che sta aiutando gli speculatori e facendo del male ai risparmiatori. Però quello che a me non convince è la risposta debole, incerta e tentennante del nostro governo. Quanto ai risparmi è evidente che i sovranisti dicono che loro sono contro la finanza, eccetera, ma non c'è chi non vede che in questo momento è in corso un gigantesco gioco a favore degli speculatori in tutto il mondo
E gli imprenditori sono quelli che investono, gli speculatori sono quelli che lucrano e le famiglie ci rimettono sempre. A Trump della Meloni interessa zero. Il racconto italiano per cui eravamo tutti in attesa della Meloni che bloccasse i dazi, ragazzi, l'avete visto che è successo? Per 3 mesi ci hanno detto ora però ci pensa Giorgia, ora ci pensa Giorgia, ora ci pensa Giorgia. Neanche è stata ricevuta dal presidente Trump. Ora, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro, io credo che ci sarà un accordo, un compromesso comunque tra Stati Uniti e Europa, non può non esserci, quindi troveranno una via di uscita. Per come conosco l'influencer Meloni, tenterà di dire è merito mio, l'ho fatto io l'accordo, ma chi conosce come funzionano queste robe sa che stanno già trattando in via sotterranea gli sherpa dei vari uffici per trovare un punto di accordo che ci sarà, però io voglio che gli italiani lo sappiano, che i veneti lo sappiano. Quando metti delle barriere, quando dai retta a chi dice sovranisti, padroni a casa nostra, ragazzi, non è vero, noi esportiamo, voi veneti esportate più di tutti insieme agli emiliani e ai lombardi. In Veneto si fanno delle cose non solo a livello agroalimentare, ma delle cose straordinarie per la manifattura che tutto il mondo ci invidia. Se noi mettiamo delle barriere ci stiamo sparando sui piedi, ecco perché il sovranismo fa male e la globalizzazione fa bene. E questa era un'intervista raccolta martedì 8 aprile. Nel frattempo è successo un po' di tutto. Intanto Tajani, vediamo sempre dal sito veronaeconomia.it, il nostro ministro degli esteri si era collegato da Bruxelles con Verona Fiere parlando sempre di dazi, dicendo che serve una diplomazia commerciale forte, obiettivo zero dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, un appello raccolto chiaramente da tutti i partecipanti presenti in fiera, un appello che aveva cercato di stemperare un po' gli animi, ma diciamo in maniera sorprendente a mettere una quasi parola fine, almeno per il momento, ma sappiamo che c'è da aspettarsi di tutto, è stato lo stesso presidente Trump che proprio nella serata di mercoledì 9 ha annunciato questo, lo vedete, annuncia una sospensione di 3 mesi ai dazi, ma non per la Cina, a cui sono stati alzati al 125% con effetto immediato i dazi. I mercati finanziari hanno subito reagito in maniera positiva e insomma davvero l'imprevedibilità del presidente Donald Trump crea in ogni caso, e da una parte e dall'altra, instabilità, incertezza, preoccupazione. Adesso quello che sappiamo è che i dazi sono sospesi, ma sui dazi, tema dazi, era intervenuto anche qualche ora prima l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel. Quindi usciamo un attimo dalla fiera, andiamo all'Università di Verona dove si è tenuto questo incontro qualche giorno fa alla presenza del magnifico rettore Pier Francesco Nocini e sentiamo cosa diceva Orcel prima chiaramente che Trump desse questo annuncio di sospensione per 90 giorni. Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, ha fatto il punto sulla veloce evoluzione dei mercati globali all'Università di Verona per incontrare gli studenti e presentare una ricerca dell'Unicredit Foundation sulle diseguaglianze educative. A margine della conferenza ha espresso un breve giudizio su quanto sta accadendo con la questione dei dazi. Ci sono state altre crisi come questa, anche se questa fondamentalmente è la reazione maggiore al libero mercato sul trade da più di 100 anni, quindi si sta ridefinendo un nuovo equilibrio economico. Vediamo come va a finire. Sugli impatti a lungo termine dei dazi, Orcel rimane cauto. È prematuro per dirlo, ci sono impatti negativi, altri impatti sono positivi, l'Europa probabilmente ne risentirà meno degli Stati Uniti. La D di Unicredit non ha voluto rispondere ad altre domande che esulavano dal tema del giorno con l'università, in particolare non ha commentato ulteriormente sull'OPS che riguarda il banco BPM.
Torniamo idealmente all'interno di Verona Fiere. Dicevamo, parlando di dazi non si può parlare di fisco e di agenzia delle entrate. Una presenza istituzionale molto importante sempre all'interno dell'evento organizzato dai dottori commercialisti di Verona è stata quella di Vincenzo Carbone, che dalla fine dello scorso anno ha ricoperto il ruolo di direttore generale proprio dell'agenzia delle entrate. Abbiamo parlato con lui di questi temi e sentiamo cosa ci ha detto. Direttore, oggi l'Agenzia delle Entrate è presente a questo evento, si parla di fisco e agricoltura, temi quanto mai attuali, specie in questo momento. Certamente, corretto quello che lei dice, sono temi molto attuali anche perché l'agricoltura sicuramente rappresenta una delle priorità del Made in Italy e quindi è giusto che ci sia tutta questa attenzione verso un mondo che ci rende orgogliosi e che sicuramente necessita di tutto il supporto, quindi anche quello dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda un'attività appunto di interpretazione, di facilitare la corretta applicazione delle norme tributarie. Non a caso l'Ordine dei Commercialisti è coorganizzatore di questo evento. Il dialogo tra l'agenzia e questi professionisti deve essere sempre migliorato per una corretta funzione dello Stato. Guardi, il rapporto tra noi e l'Ordine dei dottori commercialisti posso definirlo molto buono, abbiamo veramente una continua, una costante collaborazione, confronto e dialogo con i professionisti che poi sono il nostro alter ego, perché se ci riflettiamo entrambi facciamo lo stesso lavoro, solo ovviamente da lati diversi, però è molto importante il rapporto che abbiamo con l'Ordine dei dottori commercialisti, molto proficuo, io sono molto contento del rapporto che c'è, davvero ottimo. Senta, un'ultima battuta sul tema dazi. So che se ne parla in lungo e in largo, però è un argomento che sta preoccupando molti imprenditori e sta creando sconquassi, insomma, sui mercati. Guardi, non è la mia materia, io lo preannuncio, però io posso dire soltanto che dobbiamo avere fiducia. Dobbiamo avere fiducia che alla fine poi sono convinto che una soluzione si troverà e sicuramente sarà una soluzione utile sia al sistema italiano ma al sistema europeo e credo anche a quello degli Stati Uniti. Alla fine siamo sempre stati che sono alleati, quindi una soluzione io sono confidente verrà trovata. E queste erano le parole di Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tra le presenze istituzionali c'era anche quella del sottosegretario del MASAV che rappresentava il ministro Francesco Lollobrigida, La Pietra, che appunto è intervenuto e anche lui ha detto la sua sui dazi e anche sul resto. Sentiamo. Oggi ha partecipato all'evento Fisco e Agricoltura, state lavorando di concerto con il Ministero proprio per favorire, e semplificare anche la burocrazia che sta attorno chiaramente a questo settore. Oggi ho voluto portare il saluto del Ministro Lollobrigida e aver fatto due riflessioni fondamentali su un tema molto importante che è quello del rapporto fra fisco e agricoltura. Intanto c'è una riforma fiscale che tiene ben attenzionato il sistema agricolo e su questo il Vice Ministro Leo sta facendo un ottimo lavoro, però ho portato due riflessioni come dicevo nel tema. Uno che è una semplificazione, bisogna andare verso una maggiore semplificazione per le nostre aziende agricole perché certe volte è una banalità a dirlo ma i nostri agricoltori devono stare sul campo mentre adesso sono spesso costretti a stare all'interno degli uffici, sulle scrivanie per adempiere a tutte quelle che sono le regole burocratiche, quindi una maggiore semplificazione burocratica. L'altro aspetto che ho voluto sottolineare è che ci deve essere una maggiore attenzione da parte degli istituti bancari per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria delle aziende agricole, molto spesso tenute un po' in disparte, molto spesso non ben supportate dal mondo finanziario e dal mondo bancario, che invece rappresentano una situazione di, come posso dire, solidità, perché tutto quello che è oggi un'azienda agricola non può essere delocalizzato e conseguentemente si può vedere, si può anche dal vivo recepire quelle che sono le potenzialità di queste aziende, quindi maggiore attenzione anche dal mondo bancario. E questo era La Pietra.
Chiudiamo questa parentesi dedicata alla politica, ai dazi, ai risultati del Vinitaly per entrare nel vivo invece di ciò che hanno detto gli operatori, le imprese, ma lo faremo dopo una piccola pubblicità. Daily, il quotidiano multimediale e gratuito di Verona. Ogni giorno alle 18:30 ricevi le notizie più importanti della tua città su WhatsApp ed email. Cronaca, provincia, economia, sport ed eventi. Tutto a portata di mano, basta un click. Si legge, si guarda e si ascolta. Iscriviti subito www.dailyveronanetwork.it. È gratis. Daily, la notizia, ogni giorno, sempre con te. Ed eccoci tornati per la seconda parte di questo Focus Verona Economia dedicato al Vinitaly, dedicato ai dazi. Insomma, di questo abbiamo parlato anche con gli operatori, perlomeno alcuni operatori presenti a Vinitaly. Ci siamo concentrati sulle aziende di casa nostra, sulle aziende veronesi, e siamo partiti da Cantine di Verona. Dal sito veronaeconomia.it vediamo che l'azienda cooperativa presieduta da Luigi Turco ha organizzato, tra l'altro in collaborazione con il nostro gruppo editoriale, una degustazione particolare per presentare la certificazione SQNPI, una certificazione di sostenibilità molto molto importante che è stata adottata ancor prima della fusione del 2021 da Cantina Valpantena, che è una delle società che si è fusa insieme a Cantina di Custozza e Colli Morenici. Insomma, quindi in tempi non sospetti è stata la prima davvero in ambito veneto a dotarsi di questo riconoscimento importante. Ma Luigi Turco ci ha parlato in generale del momento che sta vivendo la cantina, del momento del mercato, oltre che di nuovi prodotti che hanno riscosso un grande successo proprio all'interno di questa edizione di Vinitaly. Sentiamo. Presidente, allora un bilancio innanzitutto di questo Vinitaly 2025 che insomma ha visto una presenza importante di persone. Sì, il Vinitaly è sempre una grande festa e quindi bisogna esserci, perché insomma noi siamo anche un'azienda di Verona, non possiamo mancare. Direi che è stato un Vinitaly discreto, non sopra le attese, però un Vinitaly discreto con una anche ampia partecipazione sia di pubblico che di operatori, per cui noi siamo anche abbastanza soddisfatti di questa manifestazione 2025. Un grande interesse hanno riscosso i vostri nuovi vini a bassa gradazione che avete presentato anche nella sede di Federigoni qualche settimana fa. Ve l'aspettavate questa attenzione? Effettivamente è stato un po' una sorpresa riscontrare il grande interesse del pubblico su questo progetto. Direi che su fatti 100 i visitatori, 95 si sono concentrati su questo prodotto, che alla fine è un prodotto che nel nostro caso si basa su un progetto anche partito da distante e che si inquadra appunto in un concetto di piena sostenibilità di questo prodotto qua, perché abbiamo un vino che oggi va incontro a quelle che sono un po' le esigenze del mercato, però in un contesto appunto di sostenibilità sia nell'ambito dell'etichetta, che è fatta con carta completamente riciclata, sia nell'ambito del consumo di vetro, un vetro leggero, quindi un vino brillante, un vino leggero, un vino che veramente ha riscontrato l'interesse del pubblico. Senta Presidente, si è parlato all'interno di questo Vinitaly anche di attualità, non bisogna nascondersi dietro al fatto che i dazi stanno creando qualche apprensione nel settore. Effettivamente questo adesso è il tema attuale. Siamo tutti in attesa di cosa succederà nei prossimi giorni, se si troverà una mediazione. È chiaro che comunque i dazi creano danno all'economia italiana, in particolare anche ai prodotti agroalimentari, perché se dovessero andare avanti con questa stregua qua è chiaro che creeranno un grosso turbamento nell'ambito del mercato, per cui speriamo insomma che una soluzione si trovi, perché insomma non è una bella cosa, ma non è una bella cosa in generale per l'economia. Basta guardare gli andamenti degli indici borsistici per capire che la preoccupazione è veramente molto grande. Speriamo che alla fine si trovi una mediazione. Senta, concluso questo Vinitaly, Cantine di Verona riparte da una consapevolezza, dati di bilancio molto buoni e una spinta nei confronti della sostenibilità.
con le certificazioni SQNP ma anche Qualitas. Chiaro, sì, è chiaro che sono progetti che abbiamo messo in piedi da qualche anno, ci crediamo molto, sono progetti che portiamo avanti con una certa intensità, infatti partendo proprio dalla campagna, infatti tanta parte della nostra produzione è certificata SQNP, per cui sono progetti che ci crediamo e siamo sempre attenti a quelle che sono le esigenze di mercato. Dobbiamo considerare che comunque in generale i consumi stanno un po' calando nell'ambito del vino, quindi il nostro bilancio quest'anno non sarà un bilancio in crescita, comunque sarà un bilancio comunque positivo, ma è chiaro che dobbiamo fare i conti che stiamo vivendo più in generale una crisi dei consumi, una crisi del mercato, quindi dobbiamo innovarci, dobbiamo essere persistenti nel portare avanti dei progetti in cui crediamo e chiaramente dobbiamo anche avere quella doti di entusiasmo che ci fa credere nel futuro. Dalla Valpantena, luogo di origine almeno di una delle 3 cantine che si sono fuse e hanno dato vita a Cantine di Verona, ci spostiamo in Valpolicella per ascoltare il direttore della cantina Valpolicella Negrar, Daniele Accordini, e la vicepresidente Alessia Ceschi. Sentiamo cosa ci hanno raccontato. Direttore, innanzitutto un bilancio di questo Vinitaly 2025. Direi senz'altro positivo, perché abbiamo avuto visite da più di 25 paesi da tutto il mondo e in tutti abbiamo visto grande voglia di fare, voglia di continuare a lavorare in un clima generale dove pre-Vinitaly eravamo molto preoccupati da tutti i paesi, anche negli Stati Uniti, dove oggi è il cuore di la discussione all'interno del Vinitaly, però direi che è senz'altro positivo, soprattutto dei paesi nuovi. Oggi abbiamo chiuso contratti con la Colombia, con il Kazakistan, vuol dire ci si sta guardando su nuovi mercati, ognuno sta affacciandosi su mercati che magari non sono molto maturi ma che diventeranno col tempo. C'è grande attenzione al vino, soprattutto grande attenzione a prodotti unici ed esclusivi quando si sceglie un vino, soprattutto come quello della Valpolicella, che portano con sé storia, cultura, tradizione. Non si beve più oggi per alimento, si beve per portare un'emozione che passa da una conoscenza del territorio, quindi l'enoturismo grande protagonista del successo del vino e di un vino che porta con sé una storia, una tradizione, una cultura e anche degli uomini, perché oggi con l'enoturismo vuol dire conoscere il territorio ma conoscere le persone, quindi il vino diventerà sempre più protagonista. All'interno di questo, precedentemente nel Vinitaly si parla del vino come problemi di eccesso di alcol, ma l'eccesso di alcol non fa parte della cultura dell'enologia vera, fa parte degli abusi, come tutti gli abusi sia alimentari. Penso che dobbiamo distinguere fra uso ed abuso e noi siamo su uso intelligente, moderato e consapevole. Vicepresidente, abbiamo sentito dal direttore un Vinitaly importante, avete presentato i vostri vini e continuate sulla strada anche dell'innovazione e della proposta di nuovi prodotti. Sì, la cantina Valpolicella Negrar si conferma per quello che è sempre stata, una cantina alla ricerca di continuo rinnovamento che anche nei periodi di complessità affronta le sfide cercando di reagire con appunto delle novità, inserendosi in mercati nuovi, producendo dei prodotti nuovi che possono andare a intercettare anche un pubblico diverso rispetto a quello tradizionale di cantina. L'abbiamo fatto presentando un Valpolicella che si caratterizza per essere un vino molto fresco e molto piacevole, e un vermouth, un prodotto da un lato estremamente tradizionale ma assolutamente innovativo per noi, per affacciarci a un nuovo mercato come quello della mixology, dove in effetti prima di ora non eravamo mai approdati, e quindi la cantina ci tiene a essere presente e ci tiene ad affrontare le sfide dell'oggi e a prepararsi per quelle del domani. E ora andiamo a conoscere il parere dei consorzi, almeno di alcuni dei consorzi principali della nostra provincia. Partiamo con l'intervista a Cristian Ridolfi, che è presidente del consorzio di tutela del Soave. Sentiamo.
Presidente, innanzitutto un bilancio così di questo Vinitaly 2025. Allora, come affluenza nella parte consortile del Soave direi molto buona. Abbiamo avuto sempre questo corridoio pieno, sin dalle prime ore di domenica fino a questi minuti che oramai insomma tutti stanno uscendo dalla fiera. Un buon riscontro di pubblico, sia qualificato come i ristoratori, ma anche di pubblico appassionato che abbiamo, come dire, impegnato anche con del tempo nostro, dedicandoci soprattutto alla parte esperienziale, organolettica, non tanto per insegnare qualcosa di nuovo, ma per affinare un po' un linguaggio, un gergo che accomuni molto il produttore col consumatore, perché a volte usiamo magari dei tecnicismi che possono non essere interpretati bene o in maniera fruibile, e quindi mi ha lavorato molto anche su questo aspetto. Che momento è questo per il Soave che sta consolidando il brand a livello non solo nazionale ma anche internazionale, chiaramente? Sì, il nostro forte è sempre il mercato europeo. Stiamo lavorando da un po' di tempo in partnership con il Canada, soprattutto col monopolio della parte del Quebec. Questo anche prima di sentire parlare di dazi americani dove lo spiraglio canadese ci può dar fiducia. È anche vero, un po' da qualche giorno che parlando con colleghi non dobbiamo neanche illuderci di questo Canada, perché è una popolazione insomma inferiore di ben parecchie volte rispetto agli Stati Uniti, quindi il mercato americano rimane importantissimo e bisogna sostenerlo. Non lo possiamo fare completamente da soli, la parte politica ci deve aiutare perlomeno con la promozione. Sui territori di produzione si sente sempre parlare di più e ci sono investimenti sull'enoturismo, anche questo è un comparto che ha un potenziale altissimo. Sì, un potenziale molto alto, ancora inesplorato per noi. È inesplorato per vari motivi, al di là delle esperienze aziendali, che quelle insomma coincidono con la vita familiare o con la nascita della cantina, perché tutte le cantine hanno sempre le porte aperte per chi vuole andare a visitare. Dobbiamo strutturarci a livello di sistema, cioè un enoturista non può prendere una macchina solo esclusivamente per visitare una sola azienda. Vuoi vivere in un contesto dove trova anche una parte gastronomica, di servizi, una viabilità, se vogliamo dire, facile, ma per raggiungere un luogo o l'altro dove c'è tutto ben descritto, ben mappato. Ecco, su quello penso che dobbiamo ancora lavorare. E avete visto a fianco del consorzio del Soave, proprio a livello di stand, c'era anche il consorzio di tutela delle Lessini Durello. Era lì assieme al presidente Ridolfi anche il direttore del consorzio Igor Gladic. Sentiamo, perché ci sono delle belle novità che riguardano proprio il Durello. Direttore, il consorzio in questo Vinitaly 2025 ha presentato una novità. Avete in qualche modo cercato di fare chiarezza anche nei confronti del consumatore, suddividendo un po' la vostra denominazione? Assolutamente sì, poniamo sempre al centro il consumatore, quindi abbiamo intrapreso un percorso di chiarezza, un percorso che prevede adesso 2 disciplinari per 2 vini diversi. Quindi un unico comprensorio spumantistico, che è quello del consorzio Lessini Durello, e 2 contenitori produttivi afferenti a 2 disciplinari. Quindi il disciplinare del Lessini Durello per il metodo Charmat e il Monti Lessini per il metodo classico. Quindi oggi, quando un consumatore gira la bottiglia o guarda la bottiglia, sa che il metodo classico lo troverà nel Monti Lessini e il metodo Charmat lo troverà invece nel Lessini Durello. Che momento sta vivendo il Lessini Durello in generale all'interno di questo panorama in cui stanno cambiando anche un po' le abitudini, no? Di bevuta? Il momento, qual è il momento? Il momento è che nel 2024 abbiamo chiuso con 1.200.000 bottiglie, che è il picco produttivo dalla nascita della denominazione. Ma la cosa più interessante è che il metodo classico all'interno di questo comprensorio è passato dal 6% al 33% nel giro di 8 anni, e questo vuol dire fondamentalmente che cresce tutta la denominazione e quindi molte aziende si indirizzano ad una produzione sempre più di qualità nel metodo classico.
Ci sono ancora margini di crescita per il futuro? Sì, diciamo la strada è sempre stretta e in salita, però il percorso è quello di consolidare, aumentare il numero di produttori che vogliono investire in questa denominazione con un bel approccio qualitativo. In questo devo dire che i produttori si stanno dando molto da fare per approcciare i mercati in un lavoro quotidiano che è un lavoro veramente difficile, ma confidiamo in loro. E chiudiamo questo speciale Focus Verona Economia dedicato a Vinitaly con l'ultima intervista raccolta, è quella a Christian Marchesini, presidente del Consorzio di tutela dei vini Valpolicella, reduce dalla fiera di Parigi dove ha portato diverse aziende, poi sentiremo da lui stesso il numero esatto, e una ottima presenza anche a Vinitaly all'interno di uno stand in cui si sono festeggiati anche i 100 anni del consorzio. Sentiamo Marchesini. Presidente Marchesini, innanzitutto un bilancio di questo Vinitaly 2025 in cui il Consorzio ha portato diverse cantine associate. Assolutamente sì, si è partiti con qualche perplessità, però la presenza di molti interessati buyer, soprattutto degli Stati Uniti, ci ha dato una positività, quindi quest'ultimo giorno di Vinitaly ci dà la prospettiva di un 2025 alla ricerca della positività e di nuovi mercati. Noi quest'anno eravamo presenti con 25 aziende, anche perché il 2025 per il Consorzio è un anno particolarmente importante in quanto compiamo 100 anni, i primi 100 anni del Consorzio Valpolicella. E avete fatto ancora più rete, anche a Parigi avete portato 36 aziende? Assolutamente sì, con il cappello del Consorzio. Aver coordinato in quel caso 36 aziende è un fattore che determina quanto sia importante fare rete e quanto sia importante presentarsi uniti per far capire quanto la Valpolicella e con i suoi vini, quindi l'Amarone come vino icone, sia importante e riconosciuto in tutto il mondo. Che indicazioni avete dal mercato, in particolare sull'Amarone, che è il prodotto principe? L'Amarone in questi momenti di difficoltà tiene, quindi ha un suo mercato particolare, di nicchia anche, perché possiamo dirlo, però il Consorzio è molto impegnato nel promuovere le eccellenze della Valpolicella anche in mercati che in questo momento sono nuovi, e quindi parliamo di sud-est asiatico e direi anche la Cina, perché la nostra penetrazione in questo momento è solo del 2%, ma ci crediamo molto che il futuro possa essere anche la Cina come mercato importante dei vini della Valpolicella, e speriamo che si concludi l'accordo Mercosur, che ci darà la possibilità di ritornare in Brasile come era successo negli anni 50 e 60, dove il Valpolicella era il primo vino consumato. Valpolicella è sinonimo anche di enoturismo, le vostre cantine si stanno attrezzando molto e si sono attrezzate negli ultimi anni. Sì, si sono attrezzate, possiamo ancora migliorare perché i margini sono importanti, soprattutto perché dobbiamo sfruttare la calamita che è Verona, che è a 2 passi dalla Valpolicella, che rappresenta un grande hub turistico. Pensate che in 5 minuti, 10 minuti di autobus a Piazza Brassi arrivano le prime cantine della Valpolicella, e voglio ricordare che Verona come comune rappresenta il 15% della superficie abitata degli 8.600 ettari della denominazione. E questa era la voce di Christian Marchesini, presidente del Consorzio di tutela vini Valpolicella. Insomma, avete visto, abbiamo fatto una lunga carrellata partendo dal successo di questa edizione, la 57esima, che ha visto in ogni modo il vino protagonista, al di là di tutti, diciamo, i discorsi che si potevano fare e ci sono stati sui dazi, sulla geopolitica, su Trump, sulla Cina. La nostra economia è forte, le imprese vanno avanti, guardano con qualche apprensione ma con fiducia al futuro. Nel frattempo, dicevamo, Trump ha tolto sostanzialmente o ha sospeso per 90 giorni i dazi e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane anche all'interno dei mercati, compreso quello del vino. Ad ogni modo avete sentito e ascoltato persone che vanno avanti con grande fiducia e grande entusiasmo, e questa è la cosa che conta di più. Focus Verona Economia di questa settimana termina qui, noi ci vediamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 21:15 e sempre su Radio Adige TV. Buon proseguimento di serata.